Siamo in collegamento con Loris Baliana, titolare dell'agenzia Cuba, l'agenzia di promozione di pubblicità più longeva dell'area del Coneglianese, un grande professionista che ha contatti con le migliori aziende del territorio. Bene, Loris, buongiorno. Buongiorno a te Bruno e buongiorno a quelli che ci ascolteranno e che ci ascoltano. Bene Loris, la domanda più o meno è sempre la stessa, quella che sto facendo in questi giorni alle imprese, alle aziende. Visto il momento drammatico in cui viviamo a causa del coronavirus, io chiedo a voi partite IVA, a voi aziende, a voi comunicatori, come vivete in questo momento e come i vostri clienti hanno affrontato e stanno affrontando questo drammatico momento. Il momento è difficile, ovviamente per tutti è difficile, per le imprese è estremamente difficile perché da quello che stiamo percependo noi dai nostri clienti c'è un'autentica e una vera preoccupazione per i propri collaboratori. Forse oggi più di un tempo c'è la netta percezione che i collaboratori sono il vero patrimonio di un'azienda. E il motivo per il quale si stanno preoccupando molto è di questo. Ma la preoccupazione delle imprese ovviamente è, ma deve essere per il domani. Perché salvaguardare oggi quello che è il patrimonio aziendale, che sono le conoscenze, che è il know-how, che sono le competenze, si possono poi sviluppare se domani le imprese ci saranno. E questa è la grande sfida che hanno tutti gli imprenditori. Io li sento, insomma, perché ci sentiamo spesso al telefono. Mentre aspettavo la diretta ho dovuto cancellare 2 telefonate di 2 imprenditori che mi stanno chiamando, che ci sentiamo tutti i giorni. Oggi la comunicazione, anche la comunicazione viene percepita in maniera diversa. Se la comunicazione poteva essere definita una modalità per fare pubblicità, per far conoscere il prodotto, oggi le imprese ci chiedono di far conoscere non solo i prodotti, ma soprattutto i valori che hanno le aziende. Ed è questo che noi stiamo cercando di aiutarli attraverso tutti i canali che ci sono oggi, quindi dai canali televisivi, canali radio, ai canali soprattutto internet e social. Stiamo aiutandoli a raccontare chi sono, cosa sono e il motivo per cui costruiscono determinati prodotti e qual è la missione che hanno le imprese oggi nella realtà, che è una realtà che non è ovviamente solo locale, perché tutte le imprese oggi, anche quelle piccole, hanno mercati globali, quindi ragionano con mercati che sono realmente internazionali e si trovano a gestire anche emergenze che sono in tempi diversi, no? Allora, Loris, tu sei anche vicepresidente della Confesercenti, perciò oltre ad avere i contatti con le aziende di grossa levatura, so che lavori per il Bellunese, per le aziende del Bellunese, il settore occhialeria, con migliaia di posti di lavoro, di occupati. Ma lavori anche con le piccole aziende, gli imprenditori, gli artigiani, imprenditori partite IVA artigiane che affrontano, come stavi dicendo prima, le stesse difficoltà con misure diverse. Come secondo te, qui arrivo alla domanda, hai parlato delle difficoltà, la globalizzazione in questo momento, se non ci fosse la globalizzazione, se ognuno avesse la propria identità e avessimo comunque raggiunto i livelli tecnologici che abbiamo raggiunto in questo momento,
Potremmo farcela da soli o c'è bisogno della globalizzazione, però con regole? Devo solo farti una piccola correzione, hai detto Confesercenti che comunque è una realtà importante, ma io sono Confartigianato. Confartigianato. Scusa, Allora, solo per chiarezza. Sì, Beh, questa è una domanda alla quale bisognerebbe avere molto tempo per rispondere. Cercherò di essere molto sintetico. In questi giorni c'è un gran parlare di consumiamo solo italiano, compriamo italiano, lavoriamo con le aziende solo italiane. E la tua domanda è: noi siamo in grado di sviluppare tutta la tecnologia che ci serve? Ma in realtà noi saremmo in grado di sviluppare tutta la tecnologia che ci serve. Saremmo, però qual è il problema? Che per sviluppare tecnologia ci vogliono strutture di ricerca, laboratori, ci vogliono che hanno costi che non sono ovviamente non sono sostenibili da realtà molto piccole. E quindi immaginare un'autarchia, quindi noi chiudiamo le nostre frontiere e sopravviviamo. Si può anche decidere di sopravvivere, però noi oggi stiamo ragionando e stiamo parlando a tanti video ascoltatori attraverso una tecnologia che non è stata immaginata qua, è stata pensata da una multinazionale che è americana e che in questo momento sta crescendo moltissimo in borsa. Cioè quello che noi stiamo utilizzando oggi per poter dialogare sono tutti strumenti che non sono stati progettati qua. Saremo in grado di progettarli, poi bisogna costruirli, e la costruzione di questi oggetti, quelli che noi stiamo utilizzando, sono fatte di parti che sono fatte in Cina, che sono fatte negli Stati Uniti, che sono fatte in Inghilterra, parti sono fatte in Italia. Quindi è molto difficile poter immaginare un mondo che si chiude, frontiere che si chiudono. Anche perché poi i virus, maledetti loro, non sono molto attenti alle frontiere. Ecco, non è che ti chiedono alla fine devono avere il passaporto o qualcosa di simile. Loro girano e quindi, e lo stiamo vedendo, siamo un mondo globalizzato. Quello che dobbiamo invece sicuramente, e che cambierà, e questa è la mia opinione, io sento anche le opinioni degli altri imprenditori, dovremmo fare più attenzione alle filiere, dovremmo fare attenzione. Cioè non possiamo, alcune cose dobbiamo essere in grado di farcele noi per non dipendere completamente, perché possiamo fare un'automobile, poi se manca il chip, quel chip che è fatto in Giappone, le automobili restano ferme, la produzione resta ferma, è una produzione enorme perché manca una piccola cosa. Ecco, su queste cose io credo che in futuro faremo molta attenzione. Mi hai chiesto prima delle piccole imprese, ecco, io come frequento molto volentieri le piccole imprese che sono i soci della nostra Confartigianato, e sorprendentemente ti rendi conto che sono imprese che hanno relazioni internazionali, che hanno mercati internazionali, e quelle che fanno il lavoro di applicazione, quindi le piccole imprese, la falegnameria, l'impresa edile, comunque al proprio interno ha attrezzature, macchine, che ha bisogno di ricambi e di assistenza che non sempre sono italiane, e anche i prodotti che usano hanno delle componenti che sono fatte in giro per il mondo. Quindi questa interconnessione bisognerà imparare a governarla con intelligenza diversa da quella che abbiamo governato prima di questi fatti, che ci vedeva tutti correre con entusiasmo, con energia, ma forse dovevamo qualche volta voltarci anche indietro e vedere cosa lasciavamo per strada. Beh, guarda, ritengo che tu mi abbia dato una risposta razionale che condivido. Vorrei solo puntualizzare che tutto questo abbia il discorso che tu hai fatto della necessità comunque della globalizzazione regolata, e fare attenzione di non dire compriamo tutto italiano, però dentro ci sono le parti del discorso che tu hai fatto,
che ci sia però più attenzione all'uomo, alla persona, che non ci sia la tendenza con la globalizzazione di andare a schiavizzare l'uomo, insomma, che non ci sia il ritorno alla schiavitù. No, questa Bruno credo sia la vera differenza che dovrà fare appena usciremo, spero molto presto, da questa situazione. La vera differenza dovrà essere proprio questa, cioè rendersi conto che coloro che sono in India e che ti stanno producendo quel materiale devono avere un lavoro e una dignità di vita. E uscire, io lo dico da molti anni, ecco, uscire dall'economia dello sfruttamento, che riguarda la finanza ma riguarda anche la terra, e i contadini lo sanno bene, la terra non si può sfruttare, la terra bisogna coltivarla, bisogna concimarla, bisogna far ruotare le lavorazioni, le culture, altrimenti poi la terra non rende più, se no diventa arida. E quindi ragionare con questa logica, quindi in termini di implementazione, che vuol dire aiutare e essere comunque consapevoli che non si può portare via tutto da un territorio, perché quel territorio poi diventerà arido e diventerà non solo un peso per l'umanità, ma diventerà un delitto per l'umanità. Io credo che la differenza dovrà essere proprio questa. Noi dovremmo imparare, ecco, la nostra cultura, la nostra civiltà contadina ha insegnato, prima di tutte le teorie che sono uscite, no? L'economia circolare, oggi si sente parlare, no? Ecco, l'economia contadina era l'economia circolare per eccellenza, lì non si buttava via assolutamente nulla. Oggi dentro questo c'è la tecnologia, c'è l'innovazione, c'è la sicurezza alimentare, c'è un mondo di ricerca e di cambiamento. Però quella filosofia, la filosofia che non si può sfruttare e non si può rovinare, quindi con i rifiuti, questa è un'economia che è fatta dalla storia dei nostri agricoltori. Non è un caso che qualcuno abbia le nostre colline del Sile diventate patrimonio dell'umanità, perché sotto c'è scritto, perché non sono rimaste come erano nell'alba dei tempi, ma sono state lavorate da uomini che hanno pensato di migliorare l'ambiente in cui vivevano. Questa è la differenza che ci sta. Allora io direi di chiudere questo interessante colloquio con la visuale del rispetto nei confronti dell'uomo. Rispetto nei confronti dell'uomo, ringraziamento naturalmente, vista il tema che abbiamo affrontato a causa del coronavirus, un ringraziamento a tutti coloro che in prima linea ci permettono comunque di, pur stando a casa con tutti i sacrifici, ma di salvaguardarci da questa grave situazione, da questa grave malattia. Sì, io comincio anch'io a ringraziare, lo vorrei fare pubblicamente, ecco, ringraziare, l'ho anche scritto ai miei collaboratori, ho 10 collaboratori sparsi nella sinistra Piave che lavorano in quello che chiamano lo smart working, ma è più bello chiamarlo lavoro agile. Bene. E che si stanno impegnando con passione a fare questo lavoro, e credo che ci siano migliaia, se non milioni di persone che stanno facendo questo, lavorando da casa, che è molto difficile anche lo smart working, dovremmo ripensarlo, non è che sia questa cosa felice, risolve molti problemi, però ne crea tanti altri, e quindi anche questo dovrà far parte del cambiamento che svilupperemo nel nostro prossimo futuro. Questa è una nuova cultura che può venire avanti, e io spero proprio che insieme riusciremo a svilupparla. Grazie Bruno. Io ti ringrazio per avermi concesso questa intervista, questo momento di grande professionalità, e naturalmente ci sentiremo più avanti, perché mi piacerebbe approfondire con te proprio il problema dell'agricoltura.
in senso generale, mondiale, lo ragioniamo in globalizzato, però quello che hai detto sull'agricoltura è sacrosanto e io spero di riprendere con te questo argomento. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao a tutti, grazie, ciao.